Un ingegnere contro un architetto, un veterano contro un esordiente, un candidato distinto ma non distante dal PDL contro un candidato ex PDL. Sono i segni distintivi dei due sfidanti che domenica e lunedì prossimi si contenderanno la poltrona di sindaco a Palma di Montechiaro, unico comune nell'Agrigentino costretto a ricorrere al ballottaggio. Da una parte l'esperienza di Pasquale Amato, uomo del PD, che ha dalla sua ufficialmente il partito di Berlusconi, oltre a due liste civiche, dall'altra Rosario Bellanti, sostanzialmente il volto nuovo della politica, sostenuto da PD Cantiere Popolare e due liste civiche. Per lui nel recente passato il ruolo di coordinatore cittadino del Popolo della Libertà. La partita è ormai al rush finale, oggi ultimi colpi della campagna elettorale, domani il silenzio prima del rumore delle urne. Ma come arrivano a questo cruciale e decisivo appuntamento i due antagonisti dopo aver avuto la meglio sugli altri 4 candidati a sindaco? Amato al primo turno ha ottenuto 3.839 voti, pari al 36,1%, mentre Bellanti ha messo assieme 2.354 preferenze, pari al 22,8%. Entrambi, così come impone la legge, hanno definito le squadre assessoriali. E in Sicilia si andrà al ballottaggio anche in 3 città capoluogo. A Messina se la vedranno Felice Calabrò, candidato del centro-sinistra, e Renato Accorinti, candidato delle liste civiche. A Siracusa duello fra Giancarlo Garozzo, candidato del centro-sinistra, e Paolo Reale, supportato dalle liste civiche. A Ragusa infine confronto fra Giovanni Cosentini, candidato del centro-sinistra, e Federico Piccitto, candidato del Movimento 5 Stelle.